Buongiorno, sono Daniela Falconi, una delle amministratrici del gruppo di aziende Fattorie Gennargentu. Sono due aziende nate alla fine degli anni 90, aziende che producono salumi e formaggi. Salumi e formaggi, le aziende sono dislocate nei territori, in alcuni dei territori più belli della provincia di Nuoro e della Barbagia, tra Fonni e Mamoiada. Il salumificio per la precisione a Fonni e il caseificio invece è in territorio di Mamoiada. Le nostre sono due aziende giovani, dinamiche, con lo sguardo rivolto al futuro, sempre però tenendo conto di quelle che sono le nostre tradizioni. Produciamo solo ed esclusivamente salumi tipici e formaggi tipici prodotti solo con latte proveniente da pascoli di alta montagna, e questo è il nostro, diciamo, marchio di qualità e il marchio di forza. Ci rivolgiamo a quelli che sono tutti i mercati disponibili sia nella regione che anche nella penisola. Il nostro mercato di riferimento è il supermercato, la bottega, ma anche qui in Sardegna il ristorante. Con Sardex ci siamo conosciuti circa un anno fa perché avevamo necessità, e loro si sono fatti conoscere molto bene a noi, avevamo necessità di rivolgerci a un mercato che per noi era difficile da servire. Parlo del mercato dei piccoli negozianti, le botteghe di città, ma anche tutta quella miriade di ristoranti che ci sono in Sardegna che spesso non riuscivamo a gestire, soprattutto in termini proprio di gestione del cliente. Ci siamo incontrati e ci siamo trovati subito molto bene perché comunque grazie a Sardex non solo riusciamo a gestire subito quella liquidità, ma riusciamo anche a rivolgerci a dei piccoli fornitori locali che diversamente magari non riuscirebbero a servire un'azienda che come la nostra magari per ovvi motivi si deve rivolgere solo a grossi fornitori. Quindi quello che ci piace di Sardex è la dinamicità dei suoi protagonisti, il fatto che ci coinvolga in tutte le scelte e che ci aiuti e che ci accompagni in modo sistematico in tutte le operazioni. C'è un'assistenza diretta e continua con noi e di questo gli va dato atto e ne siamo veramente contenti. Cos'altro dire? Ci auguriamo che in futuro, grazie comunque alle nuove sinergie che si possono creare, possiamo trovare dei fornitori con le quali avviare dei progetti magari di filiera un po' più corta, partendo anche dal produttore fino ad arrivare al consumatore finale. Per questo stiamo iniziando a pensare di lavorare con i nostri dipendenti e di pagarli in Sardex, in modo che anche loro possano entrare a pieno titolo in questa filiera e fare in modo che nel nostro piccolo possiamo garantire anche una piccola porzione in più di sviluppo al nostro territorio, alla Sardegna. È un'azienda che collabora con noi come Sardex.